registrazioni, 23.000 paganti nel secondo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Calano le presenze ma aumentano i paganti. Intanto l'opposizione è pronta a dare battaglia legale. Turisti italiani e stranieri disorientati, poco informati alle prese con gli intoppi della rete per il pagamento online del contributo. Contro il ticket, tra i campi della città anche la satira di Venezia.com, il messaggio al megafono in 5 lingue: se non avete gradito lo spettacolo chiedete il rimborso del biglietto. Giallo, frammenti dal campanile di San Marco a Venezia, vigili del fuoco impegnati questa mattina per un'ispezione visiva con un drone. È partita ufficialmente la raccolta firme per chiedere al Comune di regolamentare il fenomeno delle affittanze turistiche. A Venezia città sono quasi 6.000 e ormai 2/3 degli immobili sono diventate seconde case. Sequestrata da inizio anno la sesta nave della Guardia Costiera di Venezia, l'imbarcazione con equipaggio filippino batteva bandiera Marshall Island, stato dell'Oceania. Meno 2 giorni alla storica visita del Papa a Venezia, che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 7 del mattino domenica. I regali della diocesi, una tradizionale forcola della Voga Veneta e mini alloggi in città per persone in difficoltà. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Ancora in apertura il contributo d'accesso nel suo secondo giorno. Aumentano i visitatori paganti, ma non si placano le polemiche. Un pool di avvocati si è già dichiarato disponibile a difendere i multati. 106.000 registrazioni e 23.600 paganti nel secondo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Calano lievemente le presenze, ma aumentano i paganti. Anche oggi, sul piazzale della stazione ferroviaria, che rappresenta l'accesso numericamente più consistente, si lavora senza sosta per gestire il continuo flusso di arrivi. Arrivi che poi si concentrano nei punti di maggiore richiamo della città. Verso mezzogiorno, la viabilità sul ponte di Rialto appare vicina al collasso e attraversarlo in una direzione o nell'altra, soprattutto in cima, si rivela impresa piuttosto ardua. Secondo l'assessore al bilancio Michele Zuin, non è pensabile che l'effetto disincentivo inizi da subito con i 5 euro, ma sarà incrociando i dati di questi primi 29 giorni di sperimentazione che l'anno prossimo il Comune fisserà una soglia massima di presenze sostenibili, oltre la quale il ticket potrebbe salire a 10 euro. Ecco, in quel caso un gruppo di più persone magari sarà disincentivato dall'arrivare ugualmente in città. Il dibattito è aperto. Secondo Riccardo Carimani, scrittore e storico veneziano, sorprende che in Comune non si sia capaci di vedere i problemi di Venezia senza mettere balzelli. Il ticket è definito inapplicabile e ridicolo, lede il diritto di muoversi liberamente ed è un abuso. Circa i dipendenti comunali che sono controllori o circa i controlli effettuati a livello di privacy o altro, il Comune non sembra poi così sicuro delle sue azioni, perché pochi giorni fa, una settimana fa, 10 giorni fa, ha chiesto consulenza a uno studio legale di Roma proprio per intervenire semmai su questo tipo di problematiche che dovessero crearsi. Sul tema Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme ha presentato un'interrogazione in Comune, ma si annuncia anche un possibile nuovo fronte nelle aule di tribunale. Perché ci deve essere questo tipo di controllo e perché ci deve essere questa sanzione? Forse non è proprio così corretto, non risponde propriamente a quelli che sono dei canoni formali, istituzionali, corretti legalmente. Abbiamo un pool di avvocati che si è reso disponibile proprio per aiutare i sanzionati. Insomma, giornate non senza disagi. Ascoltiamo com'è andata tra le persone. A Venezia è ancora caos attorno al contributo d'accesso, nonostante i totem, gli steward e i controllori preposti. A dimostrazione di ciò questo gruppo di ragazzi. Lo avviciniamo per chiedergli cosa ne pensi al riguardo. A sorpresa, sono gli stessi ragazzi a chiederci informazioni su come muoversi. Non abbiamo il QR code, come possiamo averlo, dove possiamo pagare questo contributo d'accesso? Ci chiedono. Al totem qui di fronte alla stazione rispondiamo. Altra domanda, siamo studenti, abbiamo uno sconto speciale? Preferirei la città fosse gratuita, ma vogliamo lo stesso visitarla, ci dice il portavoce di una famiglia di spagnoli e prosegue. Siamo 8 adulti, è un vero salasso, 40 euro solo per entrare a Venezia, dice. 8 adults and 2 children. Lots of money. Yeah, a lot of 40 euros.
deve essere fatto un po' meglio, nel senso che non si capisce veramente come fare, perché scarichi, non riesci a pagare. Per noi siamo veneti e va bene, ma lui che è lombardo ad esempio non riuscivamo a capire come poter farlo pagare. E invece poi tu come hai fatto per risolvere questo problema? Non riuscivi a pagare? Abbiamo pagato lì dove c'è scritto contributo per l'accesso della città e abbiamo pagato 5 euro. La popolazione lo vede più che altro come un mezzo per fare cassa fondamentalmente, però regolare gli accessi è giusto, è importante che non siano le solite cose all'italiana e che se viene fatta venga fatta con i controlli corretti, perché altrimenti finiamo che ci sono quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno perché tanto i controlli non ci sono, quindi se si deve fare deve essere fatto in modo regolare. Contro il ticket di accesso anche la satira, vediamo. Gentili visitatori, vi ringraziamo di aver scelto la città di Venezia. Vi ricordiamo che qualora le attrazioni non siano state di vostro completo gradimento, è possibile chiedere il rimborso del biglietto d'entrata presso i nostri uffici. Ci auguriamo di rivedervi presto. A Venezia la protesta contro il ticket d'accesso corre anche sul filo della satira, quella pungente e sagace di Venezia.com, con il suo famoso frontman nonché attivista veneziano Matteo Secchi. Abbiamo preregistrato un messaggio in 5 lingue con l'invito ai turisti, se per caso le attrazioni del parco Veniceland non fossero di loro gradimento, che potevano chiedere il rimborso agli appositi uffici. Già in tempi non sospetti, correva l'anno 2010, con una manifestazione in compagnia di amici attivisti per suo, aveva ribattezzato la sua città letteralmente invasa da turisti anche più che irrispettosi come Veniceland, parco divertimenti dove tutto è lecito. In quell'occasione aveva anticipato anche il ticket d'accesso con tanto di biglietteria dove venivano distribuiti biglietti gratuiti per entrare a Venezia con una mappa con le sue attrazioni, una Venezia appunto disneylizzata. E vi diamo il benvenuto a Veniceland! La protesta, quella del 25 aprile, giorno d'ingresso del vero ticket, voleva spingersi ancora oltre, ma cautela e buonsenso l'hanno in un certo qual modo in parte censurata, spiega sempre Secchi. In realtà noi volevamo dare un altro messaggio, cioè volevamo invitare la gente ad accomodarsi ai cancelli perché il parco chiude, però i nostri avvocati ci hanno bloccato perché ci hanno detto che potevamo incorrere in una denuncia per procurato allarme e avevano ragione. È partita ufficialmente la raccolta firme per chiedere al Comune di regolamentare il fenomeno delle affittanze turistiche. Una petizione che andrà diretta al Comune per regolamentare il fenomeno delle affittanze turistiche. Abbiamo già avuto un buon riscontro e ci sono persone che si rendono conto che per arginare determinati problemi bisogna partire proprio dall'inizio, partire proprio dalle fondamenti. La portavoce del gruppo 25 aprile, Arianna Bertozzi, annuncia l'avvio della raccolta firme per chiedere al Consiglio Comunale di regolare le locazioni turistiche a Venezia. La piattaforma civica, che ha compiuto 10 anni di attività, superando i 5.000 iscritti, si è spesso caratterizzata per le sue battaglie a difesa della residenzialità, in una città in cui spesso gli abitanti hanno dovuto cedere il posto ai turisti. È una delle cause, quella degli affitti turistici brevi, dell'aumento dei prezzi degli affitti che fanno registrare dei picchi che arrivano fino al 15 al 20% su base annua in alcune città turistiche. Il 9 maggio il TAR si pronuncerà sulla scelta del sindaco Dario Nardella, che ha fermato l'apertura di nuove locazioni turistiche nel centro di Firenze. A Venezia, dove le locazioni turistiche dichiarate sono quasi 6.000 per 22.000 posti letto e su 36.741 unità immobiliari, ben 23.602 sono seconde case, non ci sono provvedimenti. Eppure da quasi 2 anni Venezia è l'unico comune a cui con il cosiddetto emendamento Pellicani il Parlamento ha esplicitamente concesso la facoltà di regolare il fenomeno. Io ho anche familiari che hanno dovuto lasciare la città proprio perché non riuscivano più a pagare gli affitti che venivano richiesti. C'è già una città abbastanza difficile da vivere
e se dopo ci aggiungiamo anche queste cose diventa proprio non conveniente anche a livello proprio di qualità di vita. Rimaniamo nel centro storico perché i vigili del fuoco questa mattina sono stati impegnati per un'ispezione visiva con un drone del campanile della Basilica di San Marco dopo la presunta caduta di alcuni frammenti negli scorsi giorni. Le riprese video fotografiche saranno utilizzate dalla Procura di San Marco per eventuali iniziative da intraprendere. Noi vediamo nelle immagini alcune panoramiche del sorvolo da parte del nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, appunto del reparto del Vigili del Fuoco del Veneto. L'ispezione visiva odierna non ha evidenziato particolari criticità. E ormai mancano solo 2 giorni alla visita di Papa Francesco a Venezia, che avrà uno dei suoi momenti più significativi nell'incontro con le detenute del carcere. Una forcola in legno, un momento di preghiera dei giovani per Papa Francesco alla salute e la messa a disposizione da parte della Diocesi Patriarcato di Venezia di piccoli alloggi per persone in momentanea difficoltà. Sono questi i doni principali che la Diocesi di Venezia e il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, faranno al Santo Padre in occasione della sua visita a Venezia di domenica, visita che vivrà in carcere nell'incontro con l'arte e le detenute, uno dei momenti più forti. È un evento straordinario perché si riesce a coniugare la bellezza e l'universalità dell'arte con i valori che la Santa Sede, che la religione, che la spiritualità del committente in qualche modo è in grado di offrire alla popolazione detenuta. Noi vogliamo che queste cellule vitali della società entrino nei nostri istituti penitenziari, ci aiutino alla opera di risocializzazione, rieducazione della popolazione detenuta. Il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria italiana Giovanni Russo non nasconde l'emozione. Ho pensato che era esattamente quello che a un cristiano che oggi ha un compito, una missione importante come quella di dirigere l'amministrazione penitenziaria, era un dono che non poteva essere rifiutato, anzi che forse era atteso da tanto tempo. Significa elevare a modello di una nuova visione il trattamento penitenziario per i nostri detenuti. È un evento che farà storia, che già adesso è un unicum in campo mondiale, non solo nella storia dell'esecuzione della pena nel nostro paese, ma anche a livello mondiale, e che troverà il suo, suo culmine, il suo suggello formale con la visita del Santo Padre. Giornata storica quella di domenica che Antena 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Appuntamento dunque domenica 28 aprile a partire dalle 7 del mattino. Noi ora cambiamo argomento perché gli ispettori, insomma, è arrivata il sesto fermo da parte degli ispettori di Port State Control della Guardia Costiera di Venezia, che hanno sottoposto appunto a fermo amministrativo in porto la sesta nave di bandiera estera da inizio anno. Il mercantile di bandiera Marshall Island dell'Oceania di 12.000 tonnellate destinato al trasporto di merci solide alla rinfusa presentava irregolarità tali da costituire un concreto pericolo per la sicurezza della navigazione e la salute delle persone a bordo. Oltre a svariate deficienze sul rispetto della dignità del lavoro a bordo dei luoghi di vita, l'equipaggio di nazionalità filippina non risultava in grado di fronteggiare un eventuale incendio e la nave non risultava, pensate, dotata di un certificato di conformità della scatola nera. Noi ora andiamo brevemente a Padova perché vincitrice della Biennale d'Arte operata a Padova dopo un incidente mentre allestiva la sua opera, ecco il suo racconto.
I just want to say thank you. Voglio solo dire grazie. Dell'Italia e del Veneto conserverà 2 bei ricordi. Il primo, il Leone d'Oro alla 60ª Biennale d'Arte di Venezia con l'opera del suo collettivo. Il secondo, il dito della mano salvato dall'amputazione grazie a un delicatissimo intervento chirurgico dei medici dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera di Padova. Lei è Irina Araper-Baker, artista neozelandese del collettivo Matao. Domenica 14 aprile, mentre stava installando la sua opera a Venezia con altre 3 connazionali, si è procurata lo sguantamento del quarto dito della mano. The nurses and doctors really took care with me and I felt really safe. I medici e gli infermieri sono stati davvero bravi con me, mi sono sentita al sicuro, racconta Irina, che insieme al marito stringe il prestigioso riconoscimento. Proprio mentre era ricoverata in ospedale a Padova ha ricevuto la telefonata che le comunicava di aver vinto il premio. I medici hanno fatto il possibile per consentirle di essere presente al momento della premiazione a Venezia. L'idea del dottor Brambullo, che era reperibile, di utilizzare degli innesti di vene è stata vincente, però il problema nelle prime ore è che arriva troppo sangue e ne va troppo poco, perché le arterie tengono il loro diametro, le vene si collassano. Quindi in questi interventi ci facciamo sempre aiutare anche dalle sanguisughe, perché si deve trovare nei primi 3 o 4 giorni l'equilibrio tra il sangue che arriva e il sangue che va via. I chirurghi plastici padovani hanno eseguito un reimpianto del pezzo del dito mediante innesti di vene prelevate dall'avambraccio e messe a ponte per creare sia l'afflusso arterioso che venoso. L'intervento è durato 6 ore. Siamo stati fortunati, devo dire che lei si è comportata come una paziente ideale, quindi ha seguito tutte le indicazioni, è stata molto brava durante questi lunghi giorni di ricovero, perché immaginatevi una paziente che è in sospeso come noi per vedere, nonostante le terapie mediche e quant'altro, se il dito va bene oppure no. Eppure lei non manca di ottimismo, come vedete, è sempre molto sorridente, positiva, e questo aiuta. Irina è stata dimessa e tornerà in Nuova Zelanda, dove farà dei controlli. La completa guarigione è prevista entro un mese. In chiusura vi ricordo nuovamente l'appuntamento su Antenna 3 a partire dalle 7 del mattino per domenica 28, meno 2 giorni alla visita del Papa. Le nostre redazioni di Treviso e Venezia con i nostri inviati e in studio con Nicola Zanetti a partire dalle ore 7 saranno in vostra compagnia per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice a Venezia a partire dal carcere della Giudecca. Appuntamento dunque domenica 28 a partire dalle 7 del mattino su questa rete. E per questa edizione è tutto, ora vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. L'anticiclone inizia ad avanzare sull'Italia, non mancherà una residua variabilità in alcune zone. Il dettaglio di sabato 27 aprile. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo poco nuvoloso, avremo degli addensamenti sui monti con al pomeriggio anche qualche temporale, possibile poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 13 e 17. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo molte nubi con qualche precipitazione sparsa. Col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Quota neve a 1500 metri. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà anche in questo caso un'alternanza tra sole e nubi e non sono esclusi anche dei temporali. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 14. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.